Oggi registriamo una importante vittoria, un passo avanti per quelli che sono i nostri ideali, le nostre battaglie di sempre. È infatti di ieri la notizia che 2 inceneritori previsti nella nostra provincia sono stati finalmente bloccati in regione. È chiaro che in questo momento la testa va a quando 5 anni fa scendevamo nelle piazze a spiegare alla gente che cos'è un inceneritore, cosa vuol dire rifiuti, cosa vuol dire riciclo, e facendo controinformazione rispetto a quelle che erano le cose che si vedevano nei giornali. Chiaramente è stato importante anche il fatto che siamo entrati nel mondo politico, abbiamo messo un piedino dentro la stanza dei bottoni, importanti progetti come la raccolta differenziata nelle scuole, il fatto che si possa aver dimostrato che si possa riciclare i rifiuti al 100%, sicuramente ha aiutato a far cambiare idea a molti politici, per cui questo deve essere solo chiaramente il primo passo, è una piccola vittoria e dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a informare i cittadini, a far capire esattamente che cos'è la raccolta differenziata, che cos'è un inceneritore e quanto vale fare. La Regione Veneta non si è mai dotata di un piano dei rifiuti speciali e proprio questo è stato l'aggancio che ci ha consentito appunto di proseguire la nostra battaglia e di arrivare al 28 di gennaio, dove il Consiglio regionale del Veneto ha ribadito ulteriormente questo no agli impianti, facendo un voto trasversale e mettendo uno stop definitivo a questo procedimento in attesa che tutte le parti sociali si mettano a lavorare per fare un piano condiviso col territorio, condiviso con tutte le parti sociali, dove si tenga conto sia della raccolta differenziata che viene fatta sui rifiuti urbani per poterla replicare anche sui rifiuti industriali che non sono assolutamente per i quali si può assolutamente fare la raccolta differenziata come gli urbani, anzi i rifiuti industriali hanno meno tipologie di rifiuto, per cui si può benissimo attivare, solo che è necessaria, come dicevo, la volontà, che è quella che è mancata fino adesso. Come ho detto, c'è stato un voto importante in data 28 gennaio, un voto che non è il voto del no, ma è il voto nel rispetto della salute e della democrazia, perché ricordiamo che la pianura padana è uno dei siti più inquinati al mondo e in questi primi giorni dell'anno abbiamo già avuto 20 sforamenti qua a Treviso. Cosa vuol dire? Vuol dire che attivare questi impianti, dove ciascun impianto emetterà 1000 kg di polveri al giorno, vuol dire aggravare seriamente una situazione che è già compromessa. Quindi noi dei comitati siamo contenti di questo risultato, che non è il risultato finale, ma è un punto di partenza secondo me proprio di collaborazione, di partecipazione e della vera democrazia, quella che secondo me è mancata in questi anni, dove non sono state disattese le delibere del Consiglio, dove i comitati sono stati visti come quelli che non volevano il progresso, dove a fatica siamo riusciti a coinvolgere una parte politica. Io mi auguro che questa politica, che si sta allontanando sempre di più dai cittadini, diventi veramente il cambiamento di cui abbiamo bisogno, perché abbiamo capito che senza della politica non possiamo andare avanti, però la politica deve essere a fianco dei cittadini, come è stato in questa occasione. E quindi io invito anche gli altri comitati a continuare nella lotta, perché la salute è un bene primario, un bene che ci è stato sancito dalla Costituzione, che troppo spesso purtroppo è disatteso, ma che noi dobbiamo costantemente ricordare ai nostri politici. Quello che sta succedendo nella provincia di Treviso è il chiaro esempio che quando i cittadini si mettono in gioco, quando i cittadini cominciano di nuovo a occuparsi dello Stato e della cosa pubblica, le cose cominciano a funzionare. È quello che noi stiamo portando avanti insieme a Beppe Grillo da 5 anni, il fatto che siano cittadini informati con l'elmetto, i cittadini che poi fanno il bene della propria città. Noi vogliamo l'acqua pubblica, vogliamo il riciclo dei rifiuti, la raccolta differenziata
spinta porta a porta, parliamo di ambiente, di territorio, siamo pieni di idee, abbiamo un sacco di proposte e quando ci ascoltano le cose cominciano a funzionare come d'incanto.